Presidente, una grande emozione. Quanto è importante vaccinarsi e perché ovviamente abbiamo scelto anche Villa Iris oggi? Diciamo che da di fatto un giorno e mezzo possiamo finalmente entrare a fare i vaccini nelle case di riposo in modo completo perché è arrivato il decreto che permette di superare i problemi per quanto riguarda il consenso informato. E adesso con le case di riposo andiamo a proteggere una fascia fragile della popolazione che ha subito in modo drammatico le conseguenze del coronavirus e quindi per questo anche proprio in questo fine settimana ci sarà un potenziamento importante del numero di vaccini perché avendo oggi questa possibilità di andare nella casa di riposo dobbiamo assolutamente farlo nel più breve tempo possibile. Quando si conta di vaccinare tutti i residenti dell'RSA in regione? Noi ovviamente abbiamo iniziato oggi il piano su tutte le RSA. Io credo che nel giro di un mese e mezzo riusciremo ad entrare ovviamente rispetto anche alla partecipazione, quindi il consenso informato che c'è nelle diverse RSA, ad entrare in modo diciamo capillare in tutte le RSA della regione. È chiaro che serve una collaborazione da parte di tutti e mi auguro che anche il personale aggiuntivo che il governo ha previsto arrivi in tempi brevi perché quello è fondamentale. Servono i vaccini e quello ovviamente è una parte indispensabile, serve il personale per farlo e noi oggi stiamo utilizzando personale che era impiegato in altri tipi di mansioni altrettanto importanti, quindi per quello è importante che ci sia quanto stabilito dal governo, ovvero che ci arrivi medici e infermieri aggiuntivi. Si sta accendendo un po' la polemica invece per il mondo della scuola. Oggi una manifestazione, domani un'altra, voi avete detto subito è una scelta molto sofferta, però magari con i vaccini forse riusciremo un po' ad anticipare? Beh, insomma, io penso che finire il quadrimestre con didattica a distanza sia una scelta di precauzione e di responsabilità, sapendo le difficoltà che stanno vivendo i ragazzi nel mondo della scuola. Devo dire altrettanto che mi sembra che la gran parte del mondo della scuola sia stata consapevole e favorevole a questa decisione. Dai presidi ai docenti, ai ragazzi, la gran parte dei ragazzi sono favorevoli. È chiaro che c'è una parte altrettanto legittimamente che rivendica un ritorno in presenza. Quello che chiedo è di avere la pazienza perché quello che dobbiamo tutelare è la salute dei ragazzi, la salute dei docenti e la salute delle famiglie. E nel momento in cui la pandemia è molto diffusa ancora nel nostro paese, è molto ancora diffusa in Friuli Venezia Giulia, non possiamo permetterci passi falsi. E oltretutto aprire la scuola per magari doverla richiudere dopo poche settimane penso sarebbe un danno ancora più grave.